e benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Diocesi che ospita una comunità sempre più numerosa, quella delle persone di origine ucraina, cattolici di rito bizantino, che si sono ritrovati nella chiesetta delle Clarisse in via Entella a Chiavari per festeggiare i primi 20 anni di vita della comunità. Nata nella Pasqua del 2006, la comunità ucraina è cresciuta in numero e nella sua composizione in questi 20 anni, anche forse da un certo punto di vista purtroppo in ragione della guerra che è scoppiata ormai 4 anni fa e che ha costretto molte famiglie a riparare fuori dai confini dell'Ucraina. Questo ha permesso alle persone di origine ucraina di vivere appieno la propria fede e le proprie tradizioni anche qui, pur continuando a tenere vive dunque le proprie radici. La comunità ucraina però ha saputo tessere relazioni stabili con le persone che vivono nel territorio della Liguria di Levante. Vediamo. È iniziata 20 anni fa la storia della comunità ucraina di Chiavari, che si riunì per la prima volta per celebrare la Pasqua del 2006 in piazza Roma. C'era Vittorio Franchini, indimenticato testimone di dedizione, e c'erano solo donne arrivate in Italia per sostenere le famiglie italiane con i loro anziani soprattutto. È bello essere testimone di come è nata la comunità 20 anni fa con la prima celebrazione pasquale. Io chiamo questa comunità pasquale, non solo perché è nata nel giorno proprio di Pasqua, ma perché prima le persone si radunavano nel piazzale di Roma, piazzale Roma, e poi è stato il passaggio dal piazzale alla chiesa, e questo è stato bello. Adesso il nostro passaggio continua, perché prima c'erano le donne, la comunità dove c'era unico maschio sacerdote, e anche il Vittorio Franchini di Chiavari, che anche lui è stato il padre della nostra comunità, ma poi la comunità stava crescendo. In un certo momento io ho visto anche i giovani, poi questi giovani sono cresciuti e hanno formato le famiglie, poi i bambini. Adesso possiamo dire che la comunità in pieno senso è piena comunità, con tutte le generazioni, dai più piccoli. Abbiamo i battesimi, abbiamo i matrimoni, abbiamo le prime confessioni, abbiamo veramente la vita piena, anche se la comunità non è tanto numerosa, ma molto densa nella vita spirituale, culturale, sociale, della carità, dell'aiuto reciproco. Possiamo dire che veramente è una vigna del Signore, possiamo dire che è una comunità spirituale, come la famiglia che ha avuto il percorso naturale senza sforzare nessuno, perché è nata dal desiderio delle persone che volevano essere qui a pregare, a ritrovarsi insieme, vivere la vita comunitaria, e pian piano questa comunità fa questo cammino verso la crescita spirituale, umana. All'inizio il nostro parroco veniva 2 volte al mese, poi ha cominciato di venire 4 volte al mese, ogni sabato. Poi abbiamo anche creato un gruppo Madri in preghiera che preghiamo per i nostri figli, per i nostri nipoti, le nostre famiglie, adesso in particolare per i nostri soldati che difendono nostra terra. Anche preghiamo per tutti i feriti e tutti i ragazzi che sono in prigione, ma soprattutto preghiamo per quelli che sono dispersi, i loro cari non sanno dove si trovano. È molto difficile. Mi ricordano persone molto importanti e cari per me, Vittorio Franchini, che è mancato nel 2016, una persona proprio che mi ha lasciato un esempio per aiutare, di esserci aperti per tutti,
e una persona proprio di bontà. Ora il passaggio continua. In 20 anni la comunità si è trasformata e oggi le famiglie che vivono a Chiavari si sostengono nell'affrontare una guerra di cui non si vede la soluzione. La nostra comunità si è allargata quando è iniziata la guerra perché ci sono arrivati tanti profughi, tante famiglie e con le mamme, con i bambini che anche fino a oggi frequentano la nostra chiesa. Vorrei ricordare il primo giorno della invasione russa in Ucraina, era giovedì e la messa non abbiamo avuta, però ci siamo corsi in chiesa per pregare, ma tutti quanti ci siamo corsi in chiesa. E quello che mi commuove fino adesso è che anche tanti italiani sono venuti a portare la roba, il cibo, detersivi, ma mi veniva da piangere che abbiamo visto il sostegno degli italiani, ma per anni che venivano e portavano tutto in nostra chiesa. Anche in questo giorno oggi in particolare voglio ringraziare gli italiani per il loro sostegno della Ucraina. Ringraziamo tantissimo a tutti per aiuto, proprio soprattutto per aiuto e apertura per sostegno quando si è cominciata la guerra e fino adesso che sentiamo davvero un fianco di sostegno. La giornata di festa è iniziata con la liturgia pontificale in rito bizantino presieduta da Monsignor Comar, vescovo ucraino in Italia, alla presenza del vescovo di Chiavari Giampio De Vasini. È seguita la visita alla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto e poi un rinfresco tradizionale con un concerto di testimonianza. Sono venuto ieri per ringraziare con la comunità nostra ucraina per 20 anni di esistenza e vedo la comunità viva che cresce nell'amore di Dio e mi piace molto che il nostro sacerdote, padre Vitali, fa tanto per unire la comunità, per fare tutto ciò che serve per oggi abbiamo la possibilità di celebrare la liturgia divina con il vescovo diocesano. Padre Vitali mi ha detto che lui e anche altri sacerdoti italiani hanno fatto tanto per aiutare la nostra comunità. È molto bene che oggi c'è questa occasione di ringraziare Dio per tutte le sue benedizioni, tutti i doni che abbiamo ricevuto durante questi 20 anni. Anche voglio benedire il cammino prossimo per la nostra comunità. Quello che colpisce nel rapporto con le famiglie ucraine che vivono in Italia è la loro capacità di tessere relazioni, di far crescere legami, di intrecciare rapporti con chi vive nella Liguria di Levante e al tempo stesso di custodire intatte le tradizioni, i valori, la storia e le radici della loro terra di origine. Ci sono radici che i bambini nascono, poi studiano, che ce l'abbiamo una piccola scuola qui in chiesa, che studiano la nostra lingua, nostre tradizioni e poi ci sono amici con tanti italiani e vengono tanti italiani e possiamo condividere le nostre tradizioni.
Questo è molto bello. In questa giornata vogliamo ringraziare tutti i fondatori della nostra Chiesa, tutti i vescovi che hanno benedetto la nostra vita cristiana, e anche vogliamo ringraziare il nostro caro parroco, Padre Vitaly Tarasenko, che ci ha servito le messe, e tutti quanti noi nelle gioie e nei dolori. Ho vissuto questa bellissima esperienza di allargare la nostra terra e, ringraziando la fede, la Chiesa, i principi evangelici, siamo molto aperti a tutto quello che il Signore ci manda, a imparare la nuova lingua, imparare i segni della cultura senza negare la propria. E questo è bello, conservare la propria identità, perché noi come ucraini abbiamo i valori che abbiamo ricevuto dai nostri padri, da tutta la nostra storia proprio dei slavi, e possiamo anche contribuire alla società in quale viviamo, possiamo dare quello che noi abbiamo il più prezioso, la nostra fede, la nostra cultura, i nostri principi morali, e questo è bello, uno scambio che poi arricchisce sia noi che riceviamo dalle famiglie italiane, dalla Chiesa italiana, e possiamo anche contribuire noi con il nostro che abbiamo nel nostro cuore, di arricchire la Chiesa italiana, arricchire la comunità di Chiavari e di tutta Liguria. Questo è bello, di uno scambio che arricchisce tutti noi. Ora andiamo a Portofino, che ha onorato la memoria del proprio patrono San Giorgio. Il vescovo Giampio De Vasini ha celebrato la Santa Messa nel giorno della memoria liturgica del Santo. Poi ci sono stati diversi eventi e le celebrazioni sono proseguite fino al giorno in cui le reliquie sono state riportate dalla chiesa del Divo Martino fino al santuario di San Giorgio, che si trova proprio sul monte di Portofino. Vediamo. Con le reliquie di San Giorgio ogni anno viene benedetto il borgo di Portofino, e uno dei riti tanto cari ai fedeli portofinesi, ma non solo, segno di memoria e di affidamento. Per la nostra famiglia questo è il momento più spirituale, più profondo dell'anno. Ci siamo sempre per San Giorgio, ci teniamo molto, anche se non siamo fissi nella comunità, cerchiamo di partecipare e dare il nostro contributo, non da turisti ma da parte di questa comunità che è molto piccola e molto forte, molto profonda, e quindi è molto bello viverla il più possibile insieme ai nostri bambini e a tutta la famiglia. Quindi si riesce a creare anche legami, pur non essendo residenti qua, ma venendo saltuariamente? Sì, noi veniamo il più possibile, e in particolare i piccoli vivono il paese senza macchine, camminando in giro per il paese, controllati da tutti, ed è molto bello per tutti noi. È una tradizione che non si può perdere, a livello soprattutto di memoria, perché c'erano i nostri cari che adesso non ci sono più, riposano tutti nel nostro cimitero qui vicino al castello e alla chiesa, e li conserviamo nel cuore. In queste giornate non si possono dimenticare loro, anzi, specialmente nella Santa Messa, che oggi aveva anche l'onore di avere l'arcivescovo di Genova Tasca. È stato ancora più toccante con i canti della corale di Carlo Brunali e tutto il suo coro, che è stata una cosa meravigliosa, canti che ti fanno bene al cuore. A impartire la benedizione quest'anno l'arcivescovo Marco Tasca. Non accadeva dal 1888, anno in cui Monsignor Salvatore Magnasco consacrò l'altare maggiore della chiesa dedicati ai santi Martino e Giorgio, che il metropolita di Genova presiedesse un rito nel borgo. Un evento sottolineato dal parroco nel suo saluto, evidenziando come questa festa per i portofinesi sia l'occasione per riappropriarsi della loro identità. I cittadini, i portofinesi, non sono comparse del proprio paesaggio, ma tornano a riconoscersi oggi come comunità. La sua visita, in un'occasione come questa, restituisce al luogo la dignità del suo essere, prima di tutto un consorzio umano.
A suggellare il legame tra la diocesi di Genova e Portofino anche la comune venerazione per San Giorgio. Due chiese, la chiesa di Genova e la chiesa di Chiavari, unite da questa ricerca di accogliere con gioia, con passione la memoria che loro ci hanno lasciato, i loro insegnamenti, il loro stile di vita. È davvero bello essere uniti come chiese su questo. Io ringrazio il Signore e prego San Giorgio per queste due chiese che sempre più camminino insieme sull'esempio del nostro santo comune. L'identità dei portofinesi è fatta anche di solidarietà, come rappresenta l'associazione di recente costituzione Beni Culturali Monte di Portofino ODV, realtà che si impegna a sostenere la parrocchia. Ormai siamo una organizzazione di volontariato, siamo un gruppo con tanto di consiglio amministrativo, persone molto capaci e di aiuto reciproco in tutti i settori, in tutti i campi, di aiuto soprattutto a livello economico per far entrare nel nostro circolo persone che possono darci una mano a fare, soprattutto a collaborare per la costruzione di ciò che concerne il Monte di Portofino, la chiesa parrocchiale. Avete raccolto molti fondi e avete sostenuto dei progetti di beni culturali. In primis tutto il fonte battesimale della nostra chiesa parrocchiale, poi tutta la sacrestia di mobili antichissimi di gran pregio, di valore, che è un valore anche economico di spesa. E poi abbiamo fatto delle ristrutturazioni a livello anche di statue, e, insomma abbiamo tutto ciò che abbiamo preso dal 5 per 1000 l'abbiamo adoperato per la nostra chiesa e anche per la chiesa della Nostra Signora Assunta di Nozzarego. La pagina del Vangelo domenicale in cui si parla di vita piena e realizzata ha dato modo a padre Marco Tasca di rilanciare il messaggio sempre attuale per tutti. Nella prima lettura di oggi c'è questo fatto molto bello che Pietro insieme agli 11 annuncia. Cioè, cercare da soli probabilmente non porterà a grandi risultati. Avere il coraggio di cercare insieme, di darci una mano insieme. E ripeto, oggi la prima lettura ci parla proprio all'inizio, Pietro e gli 11 dissero. E allora credo che sia la grande gioia di scoprirci sempre più come comunità cristiana, che insieme cerchiamo le strade che oggi il Signore ci vuole indicare, perché il Signore è presente in questo nostro mondo, Lui ce l'ha assicurato, sarò con voi fino alla fine dei tempi. Chiediamo la grazia di avere gli occhi per cogliere la presenza di Dio in questo nostro mondo e in questa nostra storia. In questa ricerca di significato per la propria vita, l'arcivescovo ha preso spunto dalla biografia di San Francesco d'Assisi e dalla pagina in cui, parlando della sua conversione, il biografo scrive: smise di adorare se stesso. Credo che sia una sintesi bellissima in una riga di quello che è il cammino della conversione di San Francesco d'Assisi. Certo, Francesco d'Assisi ha avuto modo di incontrare il lebbroso, incontrare i poveri, incontrare la comunità, incontrare i fratelli, ma pare che un elemento fondamentale che i biografi citano è smise di adorare se stesso. Non sono io al centro del mondo, della mia storia, di quello che sta capitando, smise di adorare se stesso. È un grande messaggio di libertà. Oggi, che a me pare un po' ci sia questa tendenza un po' a fare di se stessi l'ombelico del mondo. Credo che sia bello il dire: Signore, aiutami a smettere di mettermi sempre al centro. Ora parliamo di un'altra comunità che ha la sua sede nel territorio della diocesi di Chiavari ed in particolare della città di Chiavari. Stiamo parlando della comunità che è nata e cresciuta intorno al santuario di Sant'Antonio, che per decenni è stato cura dei frati minori conventuali. Una comunità che è stata animata dall'infaticabile padre Costanzo Milesi, che ha fondato il coro antoniano e che ha ideato e portato avanti per molti anni il celebre concorso dei mini presepi a cui ogni anno partecipano decine di persone. Ebbene, padre Costanzo Milesi ha festeggiato 100 anni di vita ed era impossibile non tributargli una grande festa, ovviamente in musica. La verità
comunità spesso si nasconde nella concretezza delle cose. Una chiesa gremita, una lunga sequenza di persone che dicono il loro grazie, una liturgia preparata con cura da persone che hanno imparato ad amare la musica come forma di preghiera. Ha avuto questi tratti la festa organizzata a Chiavari per i 100 anni di padre Costanzo Milesi, un autentico francescano, lo ha definito il vescovo Gianpio De Vasini iniziando la celebrazione nel santuario di Sant'Antonio, per decenni cura dei frati e luogo di ritrovo delle persone che costituiscono una comunità vivace. Io in questo coro ci sono nata, la prima volta che sono entrata in questo santuario avevo 10 giorni, sono passati 40 anni, quindi diciamo padre Costanzo sempre stata una presenza fondamentale della mia vita, della nostra vita, e quindi questo traguardo importantissimo dei 100 anni era assolutamente da celebrare, e quindi ci siamo messi per tempo all'opera e ho cercato più coristi possibili tra tutti quelli che sono passati nelle file del nostro coro, persone che non erano più qui da 30 anni, chi da 20. Quindi insomma è stata una bellissima rete che si è intrecciata, persone che si sono ritrovate e tutti subito appena ho detto ci sono da festeggiare i 100 anni di padre Costanzo hanno detto immediatamente sì. E per l'organizzazione come avete fatto? Allora intanto in collaborazione con la Scuola Cantorum Trofello di Camogli abbiamo deciso di far combaciare la tappa chiavarese del convegno Ligure delle Corali con appunto la celebrazione del compleanno di padre Costanzo, quindi abbiamo anche ospiti altri cori qui da noi e per una persona che ha fatto del canto corale il tema portante della sua vita era assolutamente doveroso celebrare in questo modo, e quindi ci siamo mossi per tempo appunto assieme alla Corale Trofello per contattare i vari cori che potessero partecipare alla giornata. Ci siamo organizzati per ospitarli per la festa e per preparare i canti per la messa, e quindi insomma alla fine siamo arrivati a questa grande giornata. Lei ha sottolineato come se questo coro esiste è per padre Costanzo. Esatto. Padre Costanzo in tutti i conventi dove è stato nel corso della sua vita ha sempre creato un coro, ovunque. A Chiavari è stato presente per tantissimi anni, come sappiamo, quindi diciamo il coro antoniano è stato sempre il fiore all'occhiello della sua attività. E padre Costanzo ha una capacità di aggregare le persone che non ha nessun altro, e ovunque andassimo conosceva una nuova persona e gli diceva noi martedì facciamo le prove, vieni a cantare, e quindi davvero è stato l'anima di questo coro, lo è ancora, si è visto oggi per tutte le persone che sono venute qui per festeggiare insieme a noi. Intorno alla comunità dei frati è nato un luogo di incontro prezioso per il quartiere ed è cresciuta negli anni un'esperienza di fede semplice e fraterna che oggi porta ancora frutti generosi. Si è raccolta una ricchezza di espressione di fede che ho cercato di raccogliere e di aiutarla anche a maturare, per cui davvero gli impulsi dati e l'esperienza fatta dalla presenza dei frati minori per tanti anni, anche se adesso sono più di 10 anni che mancano, però ha dato un suo frutto che va coltivato, continuato a fare germogliare. L'esperienza di questa sera è di questo genere. Poi padre Costanzo anche nella sua anzianità è sempre stato vicino anche quotidianamente. Quando può fa un salto, trovare gli amici, va a cercare i malati, ha così confidenze con persone che hanno bisogno di essere confortate, quindi padre Costanzo rimane una presenza, seppur lontana, vicina. Si respira tanta vita, come se fosse una comunità parrocchiale vera e propria. Ma più che una comunità parrocchiale è un luogo di incontro e luogo di speranza. Mi pare che la cosa bella è proprio questa, che la gente che partecipa al santuario vengono da situazioni qui, abitanti della zona, questa zona, ma anche c'è una zona anche di seconde case, quindi ci sono anche molte persone che rientrano nelle festività e si ritrovano proprio a godere un momento di serenità e di luce, ed è quello che si cerca di dare come parola, come presenza del Signore, come ascolto, come conforto, vicinanza,
che sia un respiro buono per il corpo e per l'anima, soprattutto il cuore. E nella concretezza delle cose c'è la fedeltà al servizio di padre Costanzo, fondatore e anima del coro antoniano, che per il suo compleanno si è radunato in formazione speciale. Che cosa rappresenta per lei padre Costanzo? Diciamo ancora una figura splendida nonostante i 100 anni, perché è veramente un secolo, no? Però è la figura di un frate semplice che ha amato i fedeli, il popolo di Dio, ecco, anche con divertimento, con gioia, perché tutti sappiamo la sua passione per l'Atalanta, per il calcio. Quindi ha vissuto con noi pellegrinaggi, siamo andati e devo ringraziarlo personalmente, perché se ho visto dei posti, dei luoghi, ecco, anche grazie a lui. Ricordo che quando eravamo in pullman, per esempio, mi diceva mettiti qua perché devo recitare, non potendo magari dire le lodi, i vespri, ecco, però bisogna, dice, che recitiamo il Padre Nostro, quindi 72 Ave Marie, e quindi con me diceva, bene, insieme è meglio, insieme è più bello. Ecco, quindi diciamo che i viaggi che ho fatto con il coro e lui, ecco, sono sempre stati semplici ma anche interessanti, anche belli. Siamo andati nei santuari mariani con tanta speranza e preghiera per le persone che avevano bisogno e anche per noi. Per solennizzare l'anniversario, il coro antoniano, in collaborazione con la Schola Cantorum Trofello di Camogli, ha fatto combaciare la tappa chiavarese del convegno ligure delle corali con la celebrazione per padre Costanzo, che ha dato la vita per il canto corale, sempre sotto il segno dell'umiltà. Come nasce questo momento particolare? Questo momento particolare nasce dall'amicizia di padre Costanzo con il cavaliere Mauro Tobrini, che era mio padre, e loro che sono stati la testimonianza della musica polifonica. Lo ricordiamo oggi tuttora per il Festival Nazionale della Polifonia del Folklore, e oggi è una giornata speciale perché siamo tutti qua riuniti coralmente per festeggiare il centenario del nostro carissimo amico padre Costanzo Milesi. Quindi la tappa di Chiavari è totalmente dedicata a lui? Assolutamente sì, è da un anno che abbiamo collaborato con l'infaticabile Nadia Solari, che è la direttrice del coro antoniano di Chiavari, e siamo lieti di condividere con lei la musica, l'amicizia e l'amore per padre Costanzo. Sono rimasto meravigliato per questa partecipazione così ufficiale, ecco, del vescovo, degli altri sacerdoti, delle cantorie, soprattutto della cantoria antoniano, che io avevo paura, non sapevo a che punto si trovasse, ma ha cantato molto bene, faccio i complimenti. E ora continuiamo a parlare di musica, perché alcune parrocchiane di San Pier di Canne a Chiavari hanno ideato, organizzato e portato in scena un concerto nel periodo di Pasqua molto apprezzato. Musica, poesia, ma anche un'occasione di comunità e condivisione. Armonia di luce, concerto di Pasqua, si è svolto nella chiesa di San Pier di Canne a Chiavari. A esibirsi Alexandra Vicenco, soprano, Manuela Iacona al pianoforte, Carla Merlino al clarinetto, con musiche di Bach, Caccini e Mozart. Mi è venuto un po' in mente di proporre a Don Francesco questa iniziativa, che ha accolto subito con grande entusiasmo, e poi ho voluto coinvolgere altre mie due colleghe, che sono Carla e Alexandra,
e niente, è stato una cosa bellissima, veramente molto molto bella ed emozionante. È stato scelto un programma comunque sacro, visto che il periodo pasquale è un periodo importante per insomma, l'anno liturgico, e quindi abbiamo deciso di preparare dei brani ad hoc proprio per l'occasione. È stato un bellissimo concerto. Tra l'altro non dovevo esserci, è stata una cosa all'ultimo, l'ho saputo ieri, quindi sicuramente è una grandissima emozione, perché proprio le cose inaspettate ti regalano sempre di più. È stato veramente bello, è stato ritornare indietro negli anni, quando ero più giovane, quando si suonava ai concerti, un'emozione che la sa solo chi la vive, chi prepara queste cose, proprio è un sentimento particolare, bellissimo poter rimettermi in gioco, grazie a Manuela che me l'ha proposto, sono stati 2 mesi di studio intenso, bello, è stato veramente bello e spero che possa continuare, questo gruppo possa andare avanti. Oltre alla musica c'è stato anche spazio per la poesia con Valeria Scorza. La mia poesia si intitola La mia preghiera ed è una poesia molto sentita, molto profonda, che nasce appunto da questo insegnamento di Sant'Agostino, che dice appunto che Dio dispone il vento, propone il vento, ma se non alzi la vela e la tua preghiera, dov'è la tua preghiera, no? Un'iniziativa nata dal basso e interamente realizzata dalle parrocchiane di San Piero di Canne, che ha unito arte, spiritualità e solidarietà. Sono stata coinvolta come presentatrice, per me è stata un'emozione fortissima, anche di insegnamento musicale. È stato bello perché abbiamo condiviso risate, un po' di problemi nelle prove eccetera, ma poi il risultato è stato emozionante. Io ho detto alle ragazze, ho fatto fatica in qualche punto a presentare, oltre agli errori che ho fatto, perché mi sono veramente emozionata. L'Ave Maria di Caccini per me è stata, ancora ora mi viene, è stato un punto molto forte. È stata un'esperienza bellissima, condivisa, da ripetere sicuramente. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.